grazie e soprattutto grazie per la partecipazione straordinaria, perché veramente fa venire la pelle d'oca, è emozionante per tutta questa gente, specialmente perché in settimana sono andato a consegnare un libro a una signora, non so se l'avete visto, e c'erano 27 persone compresi i pareti, e vedere questa cosa qua comunque devo dire che era molto ben curato, che si vede che va dall'estetista in ogni caso, questo lo dico. Allora, grazie soprattutto ai ragazzi di Dipendenza Elettrica, a parte le battute, per fare una cosa del genere servono mesi di lavoro, mesi, e a noi sapete bene che i soldi non ce li dà nessuno, gli sforzi li facciamo noi, ci autofinanziamo, stampiamo libretti, coinvolgiamo in modo strepitoso anche le amministrazioni comunali, e stasera ho anche il piacere di avere il sindaco Bobo Miatello, che è praticamente vicino di casa, e anche mio cognato che è vice sindaco. Sono anche emozionato per questo, e in settimana, non so se avete letto, in settimana ha subito anche un attacco mica da niente, anzi ieri da parte del prefetto di Padova, perché ha issato la bandiera a lutto, la bandiera italiana. Forse Bobo dovevi mettere la nostra oltre alla fascia, allora non diceva niente. Però volevo dire, a parte questo, che mi sono stampato un articoletto proprio di un certo Luigi Einaudi, no? Perché il prefetto che ha questa voce autorevole dovrebbe leggersi ogni tanto qualche articolo che ha fatto un ex presidente della Repubblica Italiana. Allora ve lo leggo perché è utile sapere queste cose qua, visto che hanno questa grande arroganza. 17 luglio 44, nel supplemento della Gazzetta Ticinese dedicato all'Italia, firmato da Junius, pseudonimo di Luigi Einaudi, via il prefetto, e vi leggo cosa c'è scritto. Democrazia e prefetto, secondo Einaudi, repugnano profondamente l'una all'altro. Quelli che parlano di democrazia e di costituente, di volontà popolare e di autodecisione e non si accorgono del prefetto, non sanno quel che dicono. Elezioni, libertà di scelta dei rappresentanti, camere, parlamenti, costituenti, ministri responsabili sono una lugubre farsa nei paesi a governo accentrato del tipo napoleonico. L'unico Stato esente da questa degenerazione accentatrice è la Svizzera, perché gli svizzeri da ben 7 secoli sanno che la democrazia comincia dal comune, che è casa dei cittadini, i quali non solo eleggono i loro consiglieri e sindaci o presidenti o borgomastri, ma da sé, senza intervento di altri. Questo era Luigi Einaudi. Perché sei sulla strada giusta, e noi ci ispiriamo ovviamente come Indipendenza Veneta. Sapete che non vogliamo che il Veneto, quando sarà indipendente, lo sarà presto, sia una piccola Italia, ma assomigli molto di più alla Svizzera, magari migliorando anche quello che possiamo fare in più, perché noi abbiamo tutte le risorse per essere superiori alla Svizzera. Abbiamo un territorio straordinario con le più belle montagne del mondo, con la più bella città in assoluto del mondo, e nessuno può dire altro su questo, credo, e allora cerchiamo di utilizzarle, di andare avanti a sprombattuto su questo, per il referendum per l'indipendenza. È utile fare anche una piccola premessa, perché in settimana se ne vedono e si leggono sempre più articoli su questa benedetta autonomia. Allora, l'autonomia, che tenetelo a mente, fa rima con bugia soprattutto e con utopia, è utile dirlo, da 20 anni perseguita da una forza politica in particolare, ma adesso anche dal PD che la sta sposando, no? Tanto è vero che si parla addirittura, ho parlato con la signora di cui vi accennavo prima, e dice: ma io vi darò una maggiore autonomia. Ha usato anche un comparativo, no? Allora, visto che l'autonomia non esiste, spiegaci quale sarebbe questa maggiore autonomia. Beh, almeno allora di dire delle sciocchezze, purtroppo, e le sentiamo sempre dire ogni giorno. L'autonomia, dobbiamo metterci in testa, passa da Roma. Facciamo un errore macroscopico, perché si riconosce allora l'autorità, la sovranità di uno Stato al quale devi chiedere in ginocchio, ma è prostrato. Uno Stato che, fate anche da voi una considerazione personale, ha aumentato l'IVA sul pellet. L'IVA sul pellet!
La maggior parte delle stufe a pellet l'hanno presa gli anziani che, non potendo disporre di risorse economiche per acquistare magari una centrale nuova e che funziona a metano, hanno acquistato la stufa a pellet. E uno Stato che secondo voi aumenta l'IVA a pellet può regalare i 20 miliardi di residuo fiscale al Veneto? Basta balle, indipendenza e basta, punto fermo. Esercita, è un nostro diritto, e se adesso c'è un colpevole siamo tutti noi. Se non facciamo e se non prendiamo a cuore questa opportunità che è unica, attenzione, è unica, non passerà più. Oggi è il momento di coinvolgere sempre più veneti e sapete bene, abbiamo bisogno di tutti. Indipendenza Veneta, lo ribadiamo, non è contro l'Italia, lo diciamo tutti, è trasversale alla politica italiana. Ben vengano destra e sinistra, donne, anzi le nostre donne non hanno mica bisogno della pari opportunità, ne abbiamo tantissime di brave. Abbiamo messo un veto magari solo su Rosy Bindi, per il resto adesso assieme al dottor Casotto che ha fatto un ottimo lavoro andiamo al tema centrale della serata, un piccolo esempio di una comparazione tra un'azienda e una piccola azienda veneta, perché sapete che la maggior parte delle nostre aziende, il nostro tessuto economico e sociale è imperniato sulla piccola impresa, non sulle grandi multinazionali che però riempiono i giornali quando lasciano a casa 200 dipendenti. Ma sebbene dal 2008 al 2013 hanno chiuso 23.000 aziende nel Veneto, questo non lo dice nessuno, perché sono aziende a 5-6 dipendenti. Questa è la stampa purtroppo di regime che viene sovvenzionato ogni anno con 190 milioni di euro a fondo perduto e non parla mai di noi, ovviamente, perché diamo fastidio, perché con noi i soldi non li prenderebbe mai. Allora guardiamo un attimino adesso, se mi sposto un attimo. Allora il primo esempio è, posso mettere qua? Così guardo. Posso farti una domanda personale? Ecco, allora vediamo la situazione del Veneto di oggi come regione naturalmente, con un fatturato di 1 milione di euro. Abbiamo fatto ovviamente delle stime, costi delle materie prime 500.000 euro, costi per servizi abbiamo stimato sempre un 20% del fatturato mettendo 200.000 euro, poi scorrere Alessandro, in giù. Costo del personale, ovviamente ripeto, prendete con le pinze, 175.000 euro, stimando 35.000 euro a dipendente. Poi abbiamo messo gli ammortamenti, abbiamo fatto una classificazione piuttosto semplice per farlo capire a tutti, gli interessi passivi verso banche, perché sapete che le nostre banche ci vogliono un sacco di bene, no? Il famoso credit crunch, ridurre il credito alle aziende che producono ricchezza e magari darlo dall'Italia, perché una banca che opera anche nel nostro territorio proprio 3 anni fa ha dato 98 milioni di euro dall'Italia e quest'anno ne ha portati a perdita 70 di milioni di euro. Pensate quante aziende avrebbe salvato, piccole aziende, quanti imprenditori avrebbe evitato che si ammazzassero, purtroppo, che questo Stato istiga il suicidio. E invece i soldi conservatori politici italiani, non alle aziende che producono. Se scorri ancora un attimino. Okay. Ecco, l'utile ante imposte è di 60.000 euro nella prima ipotesi. Abbiamo messo l'IRES, che sapete ha sostituito l'IRPEF e le altre imposte, l'imposta sul reddito delle società, che è una quota fissa del 27,5%, 22.000 euro. Abbiamo messo l'IRAP, naturalmente, sapete bene che l'IRAP esclude dalla base imponibile gli interessi passivi sulle banche e i costi del personale. Noi paghiamo le tasse sugli utili che la banca fa sulle nostre spalle, gli unici al mondo, solo noi. L'utile netto alla fine, per uno che smena, come diciamo noi, no, 1 milione di euro, alla fine è di 27.000 euro, sicché uno deve essere un pazzo per mettersi proprio oggi in questo stato, bisogna dire la verità, altro che incentivare l'impresa come dice qualcuno adesso con il Jobs Act e altre cose. Provate a pensare a una persona che vuole mettersi in proprio oggi, sei proprio sicuro dopo che gli fate vedere questi numeri? Beh, forse dice proprio no.
68,6% la pressione fiscale.